come nel campionato normale, 2 punti per la vittoria 3-2, 1 punto per la sconfitta 2-3, e a parità di punti verrà disputato un golden set in casa appunto della miglior classificata, in questo caso appunto Gabbiano, che ha visto vincere il suo girone, mentre il Cavaillon si era piazzato terzo nella stagione diciamo regolare e ha fatto il colpo gobbo, diciamo così, escludendo dalla contesa lo Scanzo Rosciate, secondo in classifica nel girone di C1. Da segnalare l'assenza anche questa sera del forte posto 4 per la squadra del Cavaillon veronese Mattia Cerfogli, autore di 22 punti nella gara contro Scanzo Rosciate, e assente per motivi di studio già anche nella partita di giovedì scorso. Tra poco andremo a presentare anche gli arbitri dell'incontro, entrambi, comunque anticipo, entrambi torinesi. Dicevamo che appunto il terzo turno prevederà lo scontro tra la vincente di questo turno e la vincente tra Viadana e Bolgara. A quel punto si avrà la vincente del girone C che affronterà le altre vincenti dei gironi nord, diciamo così, A, B, C, D e E. Sono 5 gironi diciamo della parte nord e 5 della parte centro-sud. Affronteranno queste 5 squadre assieme alla seconda miglior classificata di questi 5 gironi. Verrà stilata una classifica in base alle gare disputate nel turno prossimo, nelle gare di terzo turno. Verrà stilata una classifica che appunto vedrà appunto prima contro sesta, seconda contro quinta e terza contro quarta. Anche qua gare di andata e ritorno con eventuale golden set a casa della miglior classificata, che assegneranno finalmente i 3 posti per la Serie 3 per appunto le squadre del girone nord, e lo stesso quanto riguarda le squadre del girone centro-sud, 3 posti anche loro con la stessa formula: 5 gironi, le 5 vincenti e la miglior seconda. Campionato anomalo, dicevamo, quello di quest'anno dovuto alla pandemia, ma almeno fin qua si è potuto disputare con tanti rinvii e patemi d'animo dovuti alla salute dei giocatori, che si sta avviando alla sua conclusione. Dicevamo della partita disputata giovedì, dove vediamo un attimo il tabellino. Top scorer per Mantova Bigarelli con 18 punti, Cordani 14, sono 8 i punti di Zanini, 7 di Peslac, 5 di Amouà e 2 di Pedroni. Questo è il sestetto in campo, ben supportato dal libero Catellani, autore solo di 9 ricezioni sulle 41 di squadra, poco cercato perché ormai conosciuto dagli avversari. Le attenzioni sono date soprattutto in battuta su Peslac, 22 ricezioni, che comunque non ha commesso errori e si è distinto con un 32% di palle perfette e 45% di palle positive. Altro ricettore Cordani, 50% di palle perfette e 70% di palle positive, 10 ricezioni, siamo in 9 quelli di Catellani, anche lui 33 e 78. In attacco il regista Pedroni ha servito soprattutto le sue 2 bocche da fuoco principali, 27 palloni a Bigarelli, 24 a Cordani, 14 per Peslac, 7 per Amouà e 6 per Zanini, che ha chiuso con un 100% in attacco, 6 palloni vincenti su 6 attacchi, Amouà 4 su 7, 14 su 27 per Bigarelli, 13 su 24 per Cordani e 7 su 14 per Peslac, tutti buonissime percentuali che hanno portato la squadra a un 56% di punti in attacco, con 6 errori e 2 murate prese in 3 set sugli 80 attacchi compiuti. 5 i muri invece vincenti per il Gabbiano Manto, a 1 ciascuno per i vari Zanini, Cordani, Bigarelli, Amouà e Pedroni. Intanto vediamo le squadre pronte all'ingresso del campo.
come diciamo 2 muri di Cavaillon effettuati da Manzati, 30 i punti in attacco sugli 85, 30 i punti messi a segno sugli 85 fatti da Cavaillon, 11 gli errori e appunto 5 le murate prese. Cavaillon che ha ricevuto il 29% di palle perfette e il 54% di positive, con 4 errori in ricezione. Intanto siamo ai saluti ormai classici di questo travagliato, diciamo, anno sportivo. Le squadre si salutano dalla riga dei 3 metri, incontro invece sotto rete tra gli allenatori delle due squadre, che ricordiamo essere Guaresi, arriva bene Gian Antonio, coadiuvato da Tognazzoni Carlo Alberto per il Gabbiano Mantova, e Fin Adriano, coadiuvato da Francesco Ambrosi per il volley di Cavaillon Veneto, scusate, Vittorio Veneto di Cavaillon Veronese. Dicevamo degli arbitri che vediamo pronti all'ingresso in campo. Sono i signori Policelli Lorenzo e Mazzarà Antonio, entrambi di Torino. Segnapunti sempre la signora Mazzali Cristina e al referto, diciamo, e signora Spina Silvia al tabellone elettronico. Vediamo se verranno mantenute le formazioni anche di giovedì. Ci sembra di sì, perlomeno per quanto riguarda il Gabbiano Mantova, con Pedroni in cabina di regia. Opposto Luca Bigarelli, Cordani e Peslac. In posto 4 al centro Zanini a Moà. Gola sta riprendendo dalla distorsione a caviglia subita all'ultimo turno in casa, dovrebbe essere disponibile al 100% dal prossimo turno, perciò un'arma in più da poter usare per Cosi Guaresi. Vediamo invece il volley veneto. In cabina di regia Martinelli col numero 9, opposto William Ravelli col numero 6. I centrali dovrebbero essere il sempreverde David Modnicchi, che lo ricordiamo sempre con piacere qui nelle file di Mantova, alcuni anni or sono, fino ai campionati di A2, e De Agostini, l'altro centrale. Mirko Castagna, anche lui non giovanissimo, presente in posto 4, in diagonale Michele Manzati. Cominciamo con una ricezione perfetta da parte del Gabbiano. Bigarelli, viene smorzato l'attacco di Bigarelli dal muro del Gabbiano, poi il muro ancora del Gabbiano sembrava destinato out, ma la rimette in gioco, e l'attacco in seconda linea da parte di Castagna finisce out per il primo punto a favore del top team Mantova, griffato Gabbiano Pharmamed. Con Luca Bigarelli a servizio. 19 le battute nella partita di giovedì, con 2 errori e 3 ace da parte dell'opposto mantovano. Vediamo se saprà ripetere anche questo pomeriggio la sua performance. Diciamo che comincia col piede giusto, con un ace. Zona di conflitto tra Castagna e Manzati. Dicevamo di Castagna classe 77, Manzati classe 94. Castagna insieme a Modnicchi sono le due colonne d'esperienza. Modnicchi, ricordiamolo, classe 75. Castagna riceve in maniera perfetta e Modnicchi subito ne approfitta, ben imbeccato da Martinelli. Martinelli invece classe 98. L'altro centrale De Agostini, che ancora non è entrato in campo, che ha lasciato il suo posto al libero in seconda linea, classe 99. Buona ricezione di Peslac e Cordani, buono in attacco, però ricostruisce Cavaillon. L'alzata non precisa, anzi al limite della doppia, e non ben finalizzata da Castagna. Palla in rete. 3-1 Gabbiano top team Mantova. Un altro pezzo da 90 per quanto riguarda le battute. Tommaso Cordani con le polveri un po' bagnate giovedì, 10 battute, 4 errori, e anche lui tiene purtroppo la falsariga
commettendo già il suo primo errore. Battute sempre molto potenti quelle di Tommaso. Questa settimana con qualche piccolo problemino fisico anche lui, risolto dall'equipe medica. Tanto il primo tempo di Zanini è solo appoggiato in pallonetto e poi questa volta Castagna riesce a giocare sulle mani del muro dello stesso Zanini e portare a casa il punto del 3 pari. Intanto appunto abbiamo visto in prima linea anche Cristian De Agostini col numero 13 fare il suo ingresso in campo. Ancora Modnicchi col salto flot, Cordani ricezione in palleggio, questa volta il primo tempo di Zanini è più performante, buono il timing col palleggiatore. 4-3 Gabbiano. Lo stesso Zanini al servizio con l'ingresso di Amoa Flavio in prima linea. Zanini con il suo salto flot. Pensiamo verso zona 6-5. Così è. Palla dietro per l'opposto che fa subito sentire il peso del suo attacco. Ravelli 13 su 35 in attacco nella partita di giovedì, 5 errori e 2 murate. Portano a 13 punti dello score dell'attaccante del posto veronese. Ottimo intanto l'intervento in difesa di Martinelli, palla ancora per Peslak, murato, out, no, in. Ecco, la palla era out ma è stato segnato un tocco a Peslak che ha toccato il pallone prima che la palla finisse per terra. E Cavaillon sorpassa 5-4. Dicevamo di Ravelli, top scorer dei suoi con 13 punti, 8 sono stati quelli di Manzati, 4 di Castagna, 2 di Modnicchi, 2 di Viola, 2 di De Agostini. Intanto la ricezione di Mantova non permette un gioco pulito e l'attacco di De Agostini coglie impreparato in difesa Bigarelli per il 6-4 Cavaillon. Mantova non deve commettere l'errore di giocare in surplus forte del punteggio ottenuto giovedì scorso, perché Cavaillon è una squadra che non molla mai, come abbiamo visto, capace di ottime difese e di contrattacchi puntuali. Intanto questa volta la ricezione e l'attacco dei giocatori mantovani è successo per il 5-6 con Pedroni al servizio. Ricezione sui 3 metri, palla alta per Ravelli che trova l'angolino di posto 5, ferma la difesa mantovana. 7-5 Cavaillon. Dicevamo di Pedroni, sempre giocato qui con le file della Polisportiva Virgilio, prima di dare al Gabbiano Top Team solo un anno di esperienza a Verona in B e nelle giovanili dell'Under 18 del Mar Milanza. In quell'anno compagno di squadra del palleggiatore della Cavaillon, entrambi giovanissimi. E intanto De Agostini piazza un buon muro su Amoa per l'8-5 Cavaillon. Ricezione abbondante, chiude il colpo Manzati per il 9-5. Ricezione abbondante di Catellani. Mantova che deve ancora trovare il ritmo giusto, mentre Cavaillon è partita già con l'acceleratore pigiato. Addirittura Bigarelli in ricezione da posto 4 e poi Peslak che chiude il colpo accorciando le distanze. 6-9.
timida protesta intanto di Cavaillon sulla palla che sembrava out, ma l'arbitro anche in questo caso ha fischiato il tocco a muro, subito si autoaccusa De Agostini mettendo fine a qualsiasi protesta. Palla per l'opposto, ci arriva Peslak in difesa, ricostruzione per Bigarelli, mani out e Gabbiano riesce ad accorciare 7-9. Ancora appunto Peslak al servizio. Buona ricezione in palleggio, il muro di Bigarelli riesce a respingere l'attacco, la ricostruzione è sul centrale, tiene la difesa di Manto e ancora Bigarelli, ancora fotocopia del punto precedente, mani out su Manzati, Manto a -1, 8-9. Cambio di pallone per la sanificazione, visto che è uscito dal rettangolo di gioco. E Peslak pronto ancora con la sua salto flot. Questa volta è libero a intervenire. L'attacco di Manzati è tenuto dal libero di Manto e questa volta è Manzati a restituire il dispiacere a Bigarelli, restituendogli un money out per il 10-8. La difesa di Luca Catellani non ha permesso la ricostruzione, è stata una difesa slash. E allora De Agostini al servizio. Cordani ricezione in palleggio, palla dietro per Bigarelli, diagonale stretta addosso a Ravelli. Un altro punto per Bigarelli. 10-9. Flavio Mua. Ricezione sui 5 metri, buono l'attacco, ma è ottimo il muro di Cordani e Zanini, composto, altissimo. Non riesce a passare Ravelli in questo caso. E allora Mua può ritornare dalla riga dei 9 metri sul 10 pari. Sporca il net, la palla e poi palla vagante sopra la rete. Ci pensa Modnicchi a sfruttare i suoi 202 centimetri. Niente da fare per la difesa mantovana. 11-10 Cavaillon. Ravelli al servizio, battuta potente, interviene Cordani, palla alta per Bigarelli, la mette nell'angolino. Per l'11 pari, ottimo questo attacco in diagonale stretta di Luca Bigarelli, che adesso si appresta al servizio. Punteggio di 11 pari, come potete vedere in sovraimpressione. Intanto il ritmo dei compagni di squadra di Bigarelli accompagnano questa potente battuta. Niente da fare, ottima la ricezione di Sommavilla, che non avevamo ancora presentato, il libero classe 97 del Cavaillon Veronese, autore di un'ottima prova anche giovedì scorso. Si è distinto per ottime ricezioni e altrettante belle difese, che permette di smarcare i suoi attaccanti mettendo la palla in testa al palleggiatore per il 12-11 Cavaillon. Ricezione di Cordani ancora in palleggio, palla dietro per Peslak, la palla è lunga, non c'è nessun tocco, ci sembra, così è, 13-11.
Ricezione ancora in palleggio, questa volta la palla torna a Cordani, la difesa, ci prova in difesa Manzati, ma il soffitto del Pordicerese ferma l'azione. Mantova Corcia 12-13. Cordani a servizio. Il net ferma la corsa del pallone, allora interviene Modnicchi e poi è Castagna a trovare le mani del muro e a mantenere le due lunghezze di vantaggio per la sua squadra. Volley Veneto Cavaillon Veronese 14, Gabbiano Top Team Mantova 12. Di Pesla che in palleggio non è delle migliori, si riscatta subito con un ottimo attacco, riesce a giocare sulle mani di De Agostini per il 13-14. Zanini a servizio. Buona la ricezione, ancora un buon primo tempo, stavolta Cordani riesce a intervenire bene in difesa, ancora palla su Pesla che sceglie il pallonetto per portare a casa il 14° punto, 14 pari. Bravo Zoran, vedendo il buco appena dietro il muro ne ha approfittato. E questa volta il palaspetto di Cerese ferma l'azione in difesa del Gabbiano dopo la difesa di Zanini. (15-14) per Cavaillon. Posizione di Pesda fuori dai 3 metri, vediamo se riesce anche in questo caso. Sì, stessa fotocopia dell'azione precedente, ricezione così, poi pronto riscatto in attacco, forte sulle mani del muro che devia out il pallone, niente da fare per la difesa di Cavaillon. 15 pari. Pedroni al servizio, salto flop, lunga, però viene ricevuta bene, e bene anche l'attacco di Ravelli, ancora verso zona 5. Difesa che si era piazzata fuori dal muro, invece Ravelli sceglie di scavalcare il muro e di piazzare lungo la palla nell'angolo di zona 5. Punto. Intanto è Michele Viola pronto all'ingresso, classe 86, a rilevare Mirko Castagna in seconda linea. Il suo coach lo sfrutta già a partire dalla battuta e poi immaginiamo rimanga in campo anche per i 3 turni in seconda linea. Viola che ha giocato anche qualche spezzone in prima linea con 5 attacchi, 2 messi a segno nella partita di giovedì. E intanto un bel attacco di Cordani in pipe da zona 3-6, ben imbeccato da Pedroni per il 16 pari. Diciamo di Viola 5 ricezioni, 40% di palle perfette, 80% di positive sempre nella partita di 2 giorni fa. Peslak a servizio, palla morbida ben ricevuta, perciò primo tempo di De Agostini senza problemi, nonostante muro Amu avesse saltato per cercare battute di Agostini, ricezione di Peslak non precisa, Cordani rimedia giocando sulle mani di Ravelli. Ricezione di Mantova che non sta permettendo
a Pedroni di giocare dei primi tempi, cosa che aveva fatto con profitto, come ti ricordiamo, nella gara di una settimana fa qui con Crema, e anche nella gara di giovedì erano 13 gli attacchi effettuati nei 3 set che hanno permesso di scardinare la difesa di Cavaillon. Intanto c'è un primo tocco di Amoué in difesa sull'attacco di Ravelli. Cordani ci prova anche lui a tenere vivo il pallone senza successo. E allora 18-17 Cavaillon. Siamo punto a punto in questo primo set. Buona la battuta, ma altrettanto la risposta in ricezione di Catellani. Si rigioca e il muro è composto questa volta di Cordani e Zanini sull'attacco in seconda linea di Ravelli, dopo che Bigarelli è riuscito a inviare il pallone nel campo avversario. Una palla molto a filo, ha giocato una palletta tipo beach a scavalcare il muro. 18 pari. Bigarelli al servizio. Ricezione sui 3 metri. Tocca il muro mantovano, quel tanto perché basta per metterlo in una zona dove nessuno può intervenire. Buono l'attacco di Manzati. Intanto rientra in campo Castagna. Arrivato di corsa per non perdere il tempo della sostituzione con Viola. Torniamo appunto, Castagna ritorna in prima linea e abbiamo Manzati al servizio. Sul punteggio 19-18 per Cavaillon. Assalto Flordet in leggera difficoltà Cordani, palla alta per lui, bomba ben tenuta in difesa da Sommavilla. Mantova una palla ancora slash per vedere di rigiocare, muro 2 sul centrale, su Zanini che era arrivato su palla perfetta dell'appoggio, poi invasione segnalata al muro veronese. Comunque Cordani con muro 1 non ha avuto difficoltà a mettere a terra il pallone del 19 pari. Lo stesso Cordani al servizio. Bravo Pedroni a non lasciarsi ingolosire di dare il primo tempo, perché Modnicchi era rimasto lì ed era saltato a canna. E intanto c'è l'ace di Cordani che porta avanti il Gabbiano sul 20-19 e subito Finn che chiede time out per spezzare subito il ritmo e cercare di non far scappare avanti il Gabbiano. Appunto dicevamo 20-19. Ricordiamo che questo sono stati 2 gli ace messi a segno dalla squadra mantovana, il primo da Cordani nei primissimi punti e questo, scusate, il primo di Bigarelli nei primissimi punti e questo di Cordani, che ha riportato avanti Mantova in questa battaglia punto a punto in questo primissimo set. Squadra molto lunga in ricezione Cavaillon, vediamo se Cordani continuerà a tirare di potenza. Sì, la palla il nastro però ferma la sua azione. Pensavamo che potesse optare anche per una palla più morbida, più corta, visto il posizionamento della ricezione avversaria. Modnicchi al servizio con la sua salto flot. Esla che in ricezione in palleggio, palla dietro per Bigarelli che non ci pensa 2 volte a tirare forte in diagonale. Ancora Mantova avanti 21-20. Zanini al servizio e intanto l'ingresso di Giulio Sasdelli in seconda linea e di
Artoni in prima linea per alzare il muro. Amoa mette il pallone nel campo avversario, niente da fare sulla ricostruzione di De Agostini. Doppio cambio che vedremo si esaurirà subito. Ritorna in prima linea Pedroni e in seconda linea Bigarelli. Siamo in P2 mi sembra, sì. Pedroni in zona 2. Dall'altra parte in zona 1 il regista Martinelli per Cavaglioni che è al servizio. Battuta salto flot, Peslak sui 4 metri, palla dietro per Bigarelli, la bomba in lungolinea. Giustamente il coach veronese aveva lasciato il lungolinea libero, avendo il suo miglior difensore Somavilla da poter posizionare, ma non ha potuto far nulla contro la bomba di Bigarelli che manda Pedroni al servizio. Anche lui salto flot, ricezione anche qua fuori dai 3 metri, prova lo stesso un primo tempo, non si fa sorprendere Catellani, palla alta per Peslak, il muro tiene. Ricostruzione in banda per l'opposto che prova a spingere il pallone, la palla tocca il nastro e poi esce. 23 a 21, doppio vantaggio Mantova. E secondo time out. Sul punteggio di 23 a 21 per la squadra mantovana, che può sfruttare adesso le sue torri in prima linea, avendo appunto Pedroni al servizio, e in prima linea Peslak, Amoa e Bigarelli. Anche Cavaglion può disporre dell'attacco 3 con Castagna in posto 2, Ravelli in posto 4, è al centro De Agostini. Vediamo Pedroni al servizio, ricezione di Manzati in palleggio, che però palla che gli balla tra le mani e esce. Ancora linea 3 con Manzati, Sommavilla e Castagna in ricezione. E ancora Pedroni al servizio. Primo set ball, ricezione ancora in palleggio, questa volta in Sommavilla, palla sui 4 metri. Forte l'attacco in zona 5-6, ma questa volta fa buona guardia Cortani, ma fa ottima guardia anche il muro di Castagna e De Agostini sull'attacco di Peslak da zona 4 per il 24-22. E secondo set ball per la squadra mantovana. Al servizio Mirko Castagna. Battuta spin tenuta bene da Cordani. Primo tempo di Amoa che lo mette per terra e chiude il set 25-22. 1-0 Gabbiano Top Team Mantova in questa importantissima e delicata sfida per l'accesso alla terza fase dei playoff. Fatto male? Prova Farmamed, una linea di cerotti per tutte le esigenze, sigillati sopra e sotto. Lo apri in un attimo, lo metti, protegge e non lascia segni. Fatto male? Fatti bene. Farmamed.
Ed eccoci con i dati fornitici da Francesca Pantiglioni, sempre precisa. Set molto equilibrato, che ha visto avanti anche di 3, mi sembra anche 4 punti, con quei parziali di 8-5, 16-15 a favore del Cavaillon all'inizio e a metà set. Poi il sorpasso 21-20 di Mantova, che riesce poi a concretizzare il vantaggio e a chiudere sul 25-22 con 8 punti di Bigarelli, 7 di Cordani, 4 di Peslac e 1 di Zanini, Amouà e Pedroni. Cavaillon risponde con 5 punti di Ravelli, 5 di De Agospini, 4 di Manzati, 3 di Castagne e 2 di Modnicchi. Meglio Cavaillon a muro, 3 sono i muri vincenti, 2 messi a segno da Agostini e 1 da Castagna. Sono solo 2 i muri vincenti per Mantova, entrambi messi a segno da Tommaso Cordani. Mantova commette un solo errore in attacco contro i 3 di Cavaillon. 17 gli attacchi vincenti sui 31 effettuati per Mantova, 16 su 30 per Cavaillon. Proprio differenze minime. La differenza forse in battuta, dove sono 3 gli ace per la squadra mantovana contro i 2 errori in battuta. Nessun errore e nessun ace per Cavaillon, che appunto riceve col 23% di palle perfette e 45 di positive, nonostante i 3 errori. Mantova risponde con il 30% di perfette e il 61 di positive. Perciò Mantova abbastanza positiva ma non perfetta, tant'è che sono stati pochissimi gli attacchi al centro, 3 con Amouà, di cui 1 messo a segno nell'ultimo punto e una murata presa, 3 quelli per Zanini, 1 punto messo a segno. Amouà al servizio, salto flot su Castagna, primo tempo di Modnicchi tenuto dal muro di Zanini, muro che ancora tocca anche l'attacco in posto 4 di Manzati. Zanini alto per Bigarelli, la bomba di Bigarelli è tenuta dal muro di Manzati e Modnicchi, perciò siamo 1-0 Cavaillon. Che va al servizio con Manzati. Salto flot, Peslac non si fa sorprendere, palla dietro per Bigarelli, muro 1 e poco per la potenza in attacco di Bigarelli. 1 pari. Lo stesso Bigarelli a servizio, 4 battute e un ace nel primo set. Potente la ricezione però è a filo, ci prova a sorprendere la difesa mantovana il regista veronese. Ricostruzione in pipe da parte di Peslac, la palla viene indicata in per il 2-1 Gabbiano. E lo stesso Bigarelli al servizio. Questa volta prova a cercare l'angolo di posto 5, la palla esce per il 2 pari. Primo errore al servizio sui 6 effettuati da parte di Luca Bigarelli. Ricordiamo il primo anno qui a Mantova, l'anno scorso in Serie C per dedicarsi con maggiore possibilità al beach volley. L'attacco di Cordani cerca il muro ma non lo trova e allora siamo 3-2 Cavaillon. David Modnicchi, sua battuta flot su Peslac, Zanini, lo stesso Modnicchi arriva in difesa sull'attacco di Zanini, poi
Il muro questa volta è toccato. La palla d'attacco di Cordani a posto 4 questa volta trova le mani del muro. La palla finisce leggermente out, ma è punto Mantova. 3 pari. Intanto sono stati recuperati non uno ma 2 palloni. Vedremo qual è quello firmato dagli arbitri che dovrà essere rimesso in gioco. Cordani al servizio e questa volta è out la bomba di Ravelli. Chiedono il tocco muro. Peslak giura assolutamente di no. Zanini anche lui non ha alzato nessuna mano. 4-3 Gabbiano e ancora Cordani che può esprimersi dai 9 metri in uno dei suoi fondamentali migliori, la battuta in salto. Tenuta in ricezione. Prova. Mi sono fermato nel commento perché ho visto avvicinarsi pericolosamente alle panchine Catellani, poi è stato bravo a girarsi all'ultimo e a frenare prima dell'impatto. 4 pari dopo la bella bomba da posto 4 della squadra veronese che va al servizio con Martinelli. Erano 5 i servizi effettuati senza errori nel set precedente da Martinelli. Zanini sul 5-4 Mantova. Salto flot nell'angolino, tiene la ricezione, un pallonetto però obbligato, non mette in difficoltà Mantova che prova a contrattaccare con Cordani, tenuto dal regista in difesa e poi questa volta il regista mantovano invece subisce un money out da Manzati. E allora è il turno di Mirko Castagna al servizio. 5 pari in questo secondo set. Cordani, palla in banda per Pesla, però il muro avversario si porta a casa la rete nel caricamento muro. Infrazione subito rilevata dagli arbitri, che ricordiamo arrivare da Torino. I signori Pollicelli, primo arbitro, e Mazzarà Antonio, secondo arbitro. Sul 6-5 è Matteo Pedroni al servizio. Ricezione che costringe all'alzata in bagher. Martinelli cerca le mani del muro, Manzati non le trova, la palla finisce out per il 7-5. Partita giocata praticamente alla pari, dove la minima sbavatura costa cara a entrambe le squadre, in questo caso una ricezione non precisa. Allora si sposta il libero per andare a tenere il pallone, intanto una palla prima tenuta leggermente dal muro e poi di piede, rimessa in gioco, permette ancora il proseguo dell'azione. Andiamo in posto 4 alto per Peslak, palletta appoggiata, Cordani anche lui in difesa, palla dietro per Vigarelli, muro 1, tenuta ancora dal regista veronese, palla in banda per Peslak, questa volta il muro fa pieno la sua parte, stoppa la strada all'attaccante mantovano di casacca, ma veronese di residenza, per il 7-6. 7 Gabbiano Mantova, 6 Vittorio Veneto Cavaillon veronese. E intanto Cordani chiama
la formazione per vedere di sistemare i compagni e anche per prendere una boccata in più d'ossigeno dopo questo lungo scambio concluso vittoriosamente dalla squadra veronese, che manda De Agostini al servizio. Salto flot su Peslak, facciamo un primo tempo, palla su Cordani, tenuto muro, allora Amoab alza per Peslak da zona 2, ci arriva Castagna e questa volta è il muro di Peslak e Amoab a dire di no alla velleità in attacco di Manzati e riporta a 2 le lunghezze di vantaggio per Mantova. 8-6. Stiamo assistendo a ottimi scambi qui a Cerese. Peslak a servizio, Castagna ricezione, bene, palla a Munnicchi che gioca sulle mani del muro, l'esperto centrale veronese. A corte distanze 7-8. Ricezione sui 3 metri, palla alta per Bigarelli. Che chiude il punto, 9-7. Allora è Amoab dai 9 metri. Ricordiamo, per chi non conoscesse, Flavio detto Mamba, classe 97, nato a Cuneo, scuola appunto di Cuneo, giovanili. E intanto Zanini approfitta della ricezione slash dopo la battuta in salto flot di Amoab, che ha messo in leggera difficoltà la ricezione veronese. Allora Finn chiede time out sul 10-7. Dando un'occhiata appunto al tabellino, soprattutto delle ricezioni, vediamo che la chiave tattica di Cavaglione è la medesima della gara di andata. Il principale obiettivo delle battute veronesi è Zoran Peslak. 12 ricezioni delle 23 di squadra sono state indirizzate su di lui, le altre 6 su Cordani e 4 su Cattellani, una su Bigarelli su una palla deviata, mi ricordare dal nastro, comunque era corta in zona 3, in zona 4. Comunque Peslak risponde con un 33% di palle perfette ricevute e un 58% di palle positive, nessun errore commesso. Buona la ricezione, smistata palla dietro e poi fortunato l'attacco di Martinelli che passa tra le mani del muro di Zanini, anzi praticamente sulla sua testa. Palla deviata verso la panchina mantovana, niente da fare per la difesa. E allora siamo 8 Cavaillon, 10 Gabbiano Mantova. Con Manzati a servizio. Salto flot, bene Peslak. Palla dietro, ben smistata per Bigarelli. Muro 1, sceglie di tirare una bomba verso il lungolinea. Niente da fare per il pur bravo libero Sommavilla. 11-8. E Bigarelli al servizio. Potente, Sommavilla risponde bene, palla in banda per posto 4 di Cavaglione, poi nella ricostruzione palla in banda a Cordani, ci pensa lui. 12-8. Aver esposto bene in un primo momento la difesa di Verona sulla bordata dai 9 metri di Cordani con Castagna, ma la pronta reazione della difesa mantovana non si è fatta attendere e ha portato a una ricostruzione in zona 4 per il suo bomber principale.
Palla corta di Vigarelli, difende Modnicchi. Ricostruzione ancora per Mantova, ci arriva Sommavilla con una mano al pallonetto di Zanini, piazza, entrambe le squadre fanno palle piazzate, poi il Muro che riesce a tenere di là la palla, ci riprova Verona. Primo tempo di Zanini tenuto dal Muro, perciò ricostruzione buona per Verona con al suo posto, palla che però finisce sul nastro dopo aver, sull'asta dopo però aver toccato il muro di Cordani, perciò palla e punto a Cavaillon Veronese. 9-12. Intanto anche qui, per prendere una boccata d'ossigeno, viene confermato Modnicchi al servizio, chiesta appunto la formazione dal capitano veronese. Ricezione di Peslak, palla in banda per Cordani, ci arriva Manzati in difesa e poi Peslak potente e subito si va a scusare con Modnicchi per la palla che ha colpito sul collo, ci sembra, un muro a zero. Bravo, sì, collo spalla, è stato colpito Modnicchi. Prontissimo Peslak a approfittare di questa palla vagante sulla riga dei 3 metri e potente il suo attacco senza muro. Per il 13-9 Cordani al servizio, risposta ottima di Manzati in ricezione. Non è altrettanto preciso Mirko Castagna da posto 4, che nonostante il muro 1, Zanini era arrivato in netto ritardo, nonostante il muro 1 di Pedroni, la palla finisce out. Allora ancora Cordani a bombardare dalla riga dei 9 metri. Sono 4 battute con 2 errori e un ace nel primo set. Non potrà proseguire la serie a servizio Cordani perché l'attacco veronese ha ragione questa volta del muro mantovano. Accorcia le distanze, 10-14 con Martinelli a servizio. Questa volta subisce la ricezione, sceglie Cordani di ricevere in palleggio, poi la palla si abbassa troppo, non se l'è trovata molto comoda da poter gestire e subisce appunto l'ace dell'11-14. Ancora su Cordani la battuta di Martinelli che vola in difesa e tiene un ottimo pallone, poi commette però invasione Ravelli sulla ricostruzione, palla troppo a filo, cerca di giocarla sulle mani del muro, in primo momento ci riesce ma la sua rincorsa leggermente in lungo fa finire il forte attaccante veronese nella rete. Per il 15-11 Zanini al servizio. Buon assalto flotte e ancora come nel set precedente Manzati paga dazio, un po' come ha subito Cordani, la palla si è spostata, questo assalto flotte si è leggermente spostata andando fuori traiettoria il ricettore veronese che aveva scelto di ricevere in palleggio, palla che vola via per il 16-11 Mantova. Ancora Zanini, questa volta interviene Sommavilla in ricezione, Barbieri da 2, palla alta per Peslak, Murato, scusate, Castagna da zona 2 e poi Peslak in ricostruzione viene Murato. (16-12) Mirko Castagna al servizio. Peslak ricezione sui 3 metri, palla alta per lui, ancora cosa, la palla è out, palla fuori dal muro ma leggermente anche fuori dal campo per il 13-16. Rivediamo
l'attacco in diagonale. Insomma, Villa faceva buona guardia, saggiamente deciso di andare il pallone, ancora Peslak, e intanto un ottimo cambio di mano di Amoua in volo, palla che la stava scavalcando, sceglie a quel punto di appoggiare di sinistro, palletta nel campo avversario. 17-13 Gabbiano, potendo sfruttare una ottima elevazione. Intanto il classico cambio in seconda linea, entra Michele Viola per Mirko Castagna per rinforzare la seconda linea. Pedroni ancora su, intanto l'alzata per Bigarelli, ancora potente il muro di De Agostini, in questo caso bene fatto con Manzati in posto 4 a fissare bene il muro, porta 14-17. De Agostini che lascia il posto a Spagnuolo, classe 2001, al servizio. Vediamo se è un salto flood la sua, dalla rincorsa sembrerebbe di sì. Palla per Cordani, palla alta per Bigarelli sulle mani del muro. Monnichi non riesce a essere abbastanza invadente per chiudere l'offensiva avversaria. 18-14 e Peslak al servizio. Salto flotta anche per Zoran, ricezione e palla dietro per Ravelli, che di potenza gioca sulle mani di Cordani e si aggiudica il punto numero 15. Sempre Ravelli al servizio, la palla è leggermente lunga. Allora Mantova riporta a 4 le lunghezze, Amoua al servizio, Zanini in campo in prima linea. Un attimo di riposo per Catellani. Buona come nel primo set, nella rotazione precedente, la battuta in salto flood di Amoua che mette in difficoltà la ricezione veronese. Ricezione slash, subito Cordani ne approfitta. Per il 20-15 e time out ancora chiesto da coach Finn. Mantova 5 lunghezze di vantaggio in questo set che potrebbe essere decisivo per il passaggio del turno, che ricordiamo Gabbiano Mantova con 2 set porterebbe a casa un punto che sommati ai 3 della partita di giovedì garantirebbero matematicamente appunto il passaggio del turno. Ricordiamo che comunque chi non fosse seguito l'inizio della telecronaca, come avevamo spiegato, la vincente di questa doppia sfida tra Gabbiano Tottin Mantova e Volley Veneto Cavaillon Veronese affronterà la vincente tra Viadana e Bolgara Trento. Ancora comunque Amoua al servizio, questa volta la ricezione tiene, attacco in seconda linea dell'opposto che gioca sulle mani del muro. Punto per Ravelli e 20-16 il parziale a favore del Gabbiano Top Team. Intanto c'è un doppio cambio. Rientra in prima linea Mirko Castagna per Viola e c'è un cambio anche nuovo. Tommaso Albrigo, classe 97, va a rilevare il palleggiatore per alzare il muro. Intanto un attimo per permettere ai segnapunti di annotare le variazioni sul referto di gioco.
tutto è pronto. Manzati al servizio. Cordani prova con un pallonetto, reagisce bene la difesa però di Verona. Palla appoggiati Zanini, questa volta la palla è perfetta per Cordani, addirittura con muro 1. 21-16, è pronto il rientro in campo di Martinelli per Albrigo. Il ritorno in cabina di regia il giovane palleggiatore veronese. Cominciamo prima a scuola Marmilanza, Verona. Bigarelli al servizio, 21-16 Gabbiano. Sommavilla ricezione sui 5 metri, alzata per l'opposto della seconda linea. Peslak riesce a tenere il pallone dopo che la palla era stata toccata nel muro. Ci prova anche Cordani, Peslak, terzo tocco di là, bravissima la squadra mantovana in difesa. Questa volta niente da fare sulla palla meno potente ma ben piazzata da parte di Mirko Castagna per il 17-21. Rimane in campo in prima linea Spagnuolo con Mondicchi a servizio. Primo tempo, di prima intenzione da parte di Pedroni, tenuta dalla difesa veronese. Ora si va sul classico, ricostruzione in posto 4 su Cordani che non si fa pregare a mettere a terra il pallone del 22-17. La palla a filo ha indotto Matteo Pedroni a un gioco di prima intenzione per sorprendere la difesa veronese, che in qualche modo era riuscita a tenere via il pallone, però la palla slash è stata ben ricostruita questa volta per Cordani, che adesso vediamo il servizio. Una palla che si ferma in rete. Come dicevamo, nella settimana appena trascorsa Cordani non al meglio delle condizioni fisiche. Ha fatto di necessità virtù, visto anche l'indisponibilità di Gola. Bene Cattellani in ricezione, palla dietro per Bigarelli, palla è in, 23-18. Amoa che rientra in prima linea, Zanini al servizio. Ancora Bigarelli al servizio, questa volta piazzata, si allunga Castagna e poi buono il primo tempo, in questo caso di Albrigo, che accorcia 1-3. Intanto un attimo di asciugatura a campo. Mirko Castagna al servizio, buon ricevuto e bene costruito da Pedroni per Zanini. Ottimo in questo caso l'intesa col centrale, buon primo tempo in torsione. 4-1 Mantova e Squarzoni al servizio. Classe 98, giovanissimo anche Pietro Squarzoni, anche se ha fatto questo errore in battuta. Veronese, cresciuto anche lui nelle file del Verona di Serie A, ha disputato un paio di stagioni nelle squadre venete di Serie B come San Donà e Motta di Livenza, la sua seconda stagione qui a Mantova. Zanini riceve in palleggio, palla per Peslak, la palla finisce out dopo aver toccato il nastro. E allora
sul 4-3 per il Gabbiano in battuta Albrigo. Allora, come appunto dicevamo poc'anzi, per chi ancora sta seguendo la telecronaca, Mantova dopo il passaggio del turno affronterà la vincente di questa sera tra Viadana a volley. Intanto non passa l'attacco di Viola tra Viadana e Bolgara. Bolgara che parte dal vantaggio di avere 3 punti già nel suo carniere, perciò Viadana costretta a vincere 3-0, 3-1 per andare al golden set e cercare il passaggio del turno. In caso contrario 2 set saranno sufficienti al Bolgara per essere l'avversario del prossimo turno del Gabbiano Top Team Mantova. Tenuto intanto dal muro mantovano sia l'attacco di... e intanto confusione sotto rete, a palla vagante fa ingolosire sia Pesla che Mann. Risultato un'invasione che consegna il punto del 4-5 a Cavaillon. Tanto si procede con l'asciugatura del campo. Siamo pronti a riprendere. Intanto Pesla si andava a scusare con l'arbitro per un eccesso di ira nei confronti di se stesso per l'errore commesso. Intanto Alfiero al servizio. Errore che consegna il punto numero 6 alla squadra mantovana. Squadra in campo logicamente con meno mordente, meno attaccamento, forse se vogliamo, al punto rispetto ai 2 set precedenti, complice appunto l'influenza ormai del punteggio. Ma Peslak riesce a trovare la grinta e l'intelligenza, tra virgolette, tattica di saltare a killer sul muro in attacco in primo tempo. Di Albrigo, no scusate, di Spagnuolo. Intanto palla di seconda intenzione da parte di Martinelli che si infila tra le mani del muro e la rete. Cercano in tutti i modi di tenere vivo il pallone, senza successo i giocatori mantovani. E allora è Viola in salto float, primo tempo con Mann, murato da Spagnuolo. Viola al servizio. Pesla che ricezione, palla alta per Bigarelli, lungo nell'angolo di zona 5. 8-6. E lo stesso Pesla che al servizio, palla piazzata corta. Pesla in difesa, primo alzata da parte di Pedroni, palla dietro ancora per Pesla che di potenza riesce a scardinare la difesa di Viola e si riappropria del pallone per andare a servire sul punteggio di 9-6. Ancora in salto Flot, questa volta più lungo il servizio, non mette in difficoltà l'attacco, la ricezione scusate del Cavaillon, si complica però la vita. Castagna cerca le mani del muro in lungolinea, non le trova, la palla finisce direttamente out per il 10-6. Palla su Viola. Palla dietro per Alfieri che trova l'angolino di posto 5.
primo punto ci sembra del neoentrato Alfiero, lasciato senza muro dalla difesa mantovana. Niente da fare per Catellani in difesa. Allora Spagnuolo a servizio. Ricezione di Squarzoni, primo tempo per mantenuto dal muro avversario, allora palla dietro per Bigarelli, tiene ancora il muro, Viola è bene in copertura ed è l'attacco vincente, questa volta sceglie la diagonale Castagna e ha ben ragione, palle più potente, niente da fare per Catellani in difesa, 10-8. Sempre il numero 7 nella squadra del Cavaillon, battuta in salto flot, bene ancora Squarzoni, palla per Peslak, potente, muro 1 non è sufficiente per contenere l'attacco del giocatore e allora un altro cambio per Mantova e pertanto iscrivere a Andrej Mann e ancora lo stesso giocatore mantovano al servizio, questa volta è lunga la palla del giocatore rumeno di nascita ma italianissimo ormai da tantissimi anni in Italia, pallavolisticamente parlando è italianissimo, avendo giocato le giovanili ad Asola, importante scuola di pallavolo della provincia, e poi ha militato anche già un paio di anni in Serie B a Viadana e poi esperienza anche a Casalmaggiore e Remedello. Luca Bigarelli. Lungo chiede troppo alla sua battuta in salto, la coordinazione non è delle migliori. E allora è il turno di Castagna dai 9 metri, anche lui sulla battuta in salto. Forte, lui invece la sua è vincente. Peslak commette penso il suo primo errore diretto in ricezione, palla che sbatte sul soffitto. Si fa sotto Cavaillon, 11-13. E ancora Castagna dai 9 metri, sempre con la sua battuta a salto flot di potenza. Questa volta Peslak riesce a ricevere un po' meglio, poi Artoni prova a concludere l'attacco con una palla spinta, la palla finisce seppur di pochissimo out. E allora siamo -1 Cavaillon, 13-12. La ricezione stavolta è imprecisa e come è preciso l'imbeccata di Pedroni per Artoni che si riscatta subito. Un buon primo tempo, 14-12. Squarzoni al servizio. Bene la palla, ottima la risposta anche di Pesda che non si fa trarre in inganno dal salto di Martinelli che essendo seconda linea non poteva intervenire sul pallone per inviarlo direttamente nel campo avversario. Pesda, di cui dicevamo, fa buona guardia, tocca quel tanto che basta per mettere fuori causa poi la copertura veronese e portare a casa il punto del 15-12. Mezzo punto senz'altro da scrivere a Squarzoni per la buona battuta effettuata. Ci riprova, questa volta ancora più vincente, aiutato anche dal nastro, battuta potente. Il nastro devia quel tanto che basta per mettere fuori causa la ricezione di Sommavilla, 16-12. Ancora Squarzoni e ancora un ace. La palla questa volta sfiora il nastro ma non cambia la traiettoria, la palla si infila tra Sommavilla
e Castagna. Niente da fare per la linea di ricezione veronese. 17-12, time out loro, time out Cavaillon Veronese. Ancora bene Squarzoni, in qualche modo Verona riesce a ricostruire, anche Mantova, palla Bigarelli che dalla seconda linea non perdona per il 17-12, 18-12 scusate. Potente e quasi ace perché la palla sfiora il soffitto, però a gioco obbligato Martinelli che era tra virgolette impiccato via sulla rete, l'unica scelta che poteva avere era seguire e servire il proprio centrale, ma Artoni non si è fatto sorprendere, ha messo le mani di là per portare a casa il punto del 19-12. A questo punto ennesimo cambio per far giocare, come si dice, un po' tutti, e è entrato il secondo palleggiatore. Intanto Squarzoni non si fa irretire dalla girandola di cambi, continua la sua marcia al servizio e siamo 20-12 dopo questo ennesimo ace. Ottimo l'ingresso in questo set di Squarzoni che soprattutto dalla linea dei 9 metri sta facendo la differenza tra le squadre in campo. Finisce in rete il monologo di Squarzoni che comunque ha portato un bottino importante. Intanto ci scusiamo, non abbiamo presentato Francesco De Simone, appunto il regista che è entrato adesso in campo. Albrigo il servizio, salto flot, Squarzoni ricezione, primo tempo dietro per Artoni. Ottima l'intesa Pedroni-Artoni per il 21-13 e allora c'è un ennesimo cambio. Cristian Lorenzi in campo per Zoran Peslak. Assente nella partita di 7 giorni fa con Crema per qualche problema fisico. È la quarta stagione in maglia bianco-azzurra. Cristian Lorenzi, classe 96. Per tutti il Ciccio. Ciccio che spaventa Muro Alfiero che cerca una diagonale stretta, non riesce questo colpo. Palla che finisce in rete. E sul 22-13 è ancora Capitan Artoni al servizio, alzata in bagger fuori dai 3 metri, bene Squarzoni invece in appoggio, palla sbistata per Lorenzi che spara out, ma il secondo arbitro ravvede un'invasione a muro da parte del muro veronese e assegna il punto del 23-13. Ancora Artoni, viola ricezione sui 3 metri e questa volta è il muro di Mann a chiudere la strada all'attacco di Alfiero per il set ball per Mantova, 24-13. Potente l'attacco dai 9 metri di Artoni.
squadra ormai molle in campo, quella di Cavaillon Veronese, non avendo più niente da poter vincere. Partita set che finisce sul 25-13 con i parziali appunto di 25-22, 25-20, 25-13. Mantova conquista il passaggio del turno e aspetterà la vincente di Viadana Bolgara di questa sera per vedere chi sarà il prossimo avversario. Appuntamento comunque qui dal Palasport di Cerese fra 2 settimane, in quanto adesso questo prossimo turno si giocherà entrambe le partite di sabato, perciò sabato prossimo senz'altro fuori casa e il prossimo ancora qui a Cerese per il terzo turno dei playoff. Ci sentiamo fra pochi minuti per la consueta intervista di fine partita. Intanto grazie a tutti chi ha seguito questo incontro. Un arrivederci. Fatto male? Prova Farmamed, una linea di cerotti per tutte le esigenze, sigillati sopra e sotto. Lo apri in un attimo, lo metti, protegge e non lascia segni. Fatto male? Fatti bene. Farmamed. Fini, normali, folti, Ellison Airfit, la collezione di accessori che cambia con le esigenze dei tuoi capelli. Per fissare, per creare, per avere cura, per te. E tu che capelli Airfit? Ellison ci tiene. Supino. Dal 1976 abbiamo un solo obiettivo: arredare i tuoi spazi di lavoro con grande professionalità e in tempi ridotti. Per il tuo ufficio, negozio, magazzino, Supino, supino.it. Quando si parla di gas metano, meglio affidarsi a mani esperte, Mazzola e Bignardi. Un servizio puntuale con fatturazione sul reale consumo e assistenza specializzata dall'inizio alla fine della pratica. Chiamateci al numero verde 863 04 66. Mazzola e Bignardi, il gas del tuo territorio. Raccorderie Metalliche è leader nella produzione di sistemi a pressare per il settore idrotermo-sanitario civile, industriale e navale, con oltre 50 anni di esperienza. I sistemi a pressare di Raccorderie Metalliche sono composti da raccordi, tubazioni ed attrezzature. Vieni a scoprire di più sul nostro sito raccorderiemetalliche.com. Siamo qua con Gianantonio Gianaguaresi alla fine di questo incontro che ha portato avanti Mantova e dovrà affrontare il terzo turno, la vincente di stasera tra Viadana e Bolgara Trento. Un commento sulla partita e su questo turno che sì, facilitato dall'assenza di una pedina importante da parte di Cavaillon, ma penso affrontato molto bene dal punto di vista della testa, soprattutto dalla parte della squadra del Gabbiano Mantova. Sì, in effetti più che vincere 2 partite 3-0 si poteva mica fare. Loro sicuramente erano meno matti, dispiace siano usciti così perché è una squadra che durante la stagione ha fatto obiettivamente molto bene, hanno proposto una buonissima pallavolo. Al completo sarebbe stata sicuramente una partita più complicata, ma non per questo avremmo dovuto andare fuori noi, insomma. Diciamo che Comigliano comunque ha affrontato col passo giusto, non ha sottovalutato l'incontro, è partita con l'acceleratore
premuto, ha saputo approfittare delle piccole sbavature che ci sono state e al momento giusto ha piazzato la zampata vincente per vincere soprattutto i primi 2 set stasera, che erano quelli che contavano. Sì, un po' di tensione devo dire nel primo set, sguardi un po' smarriti, però insomma ci siamo comportati probabilmente da grande squadra, cioè quella che nel momento in cui c'è da andare via siamo rimasti sul pezzo praticamente fino alle 15, eravamo grosso modo pari su 15 e da lì siamo andati via, poi da lì la partita probabilmente non ha più avuto storia. Adesso l'asticella si alzerà ancora di un livello, in quanto avremo o la prima del girone di C1 che era il Viadana Mantova o il Bolgara che era la seconda del nostro girone, che è sempre stata autrice di ottime prestazioni e poi si è rinforzata con un nuovo centrale all'inizio di questo nuovo turno, di questa nuova serie di partite. E d'altronde il playoff ha queste caratteristiche qua, dopo ogni ostacolo ce n'è uno successivo più alto del precedente. Dovesse essere il Bolgara, una squadra che abbiamo già incontrato, che sicuramente non sottovaluteremo, ma è una squadra che abbiamo battuto sia in casa che fuori. Con Viadana è una squadra sicuramente buona, non ci abbiamo giocato neanche in amichevole quest'anno, quindi sarà una gara tutta da scoprire. Va bene, ora diamo l'appuntamento alla settimana prossima fuori casa per la partita di andata di questo terzo turno dei playoff e fra 15 giorni per la gara di ritorno. Un saluto a tutti i telespettatori da parte mia, a parte del coach Guarese. Un saluto a tutti.